Armati di bombolette spray si sono recati in un parcheggio pubblico in piazza Medaglie d'Oro nel cuore di Vittorio Veneto. Qui hanno pensato bene di vandalizzare l'area e imbrattare la pavimentazione. I due sono stati identificati. Si tratta di un 25enne di origine marocchina, residente a Vittorio Veneto. Il ragazzo era uscito dal carcere da poco più di un mese dopo una condanna per rapine ed estorsioni. Ora è di nuovo nei guai. Assieme a lui un complice, 26 anni, nato a Treviso, anch'esso conosciuto alle forze dell'ordine. I due hanno fatto disegni offensivi inequivocabili e realizzato scritte di disprezzo verso le forze dell'ordine e pubblico vilipendio alle forze armate. Entrambi sono stati ammessi all'abbreviato, torneranno in aula il 14 settembre. I fatti sono venuti a Vittorio Veneto il 4 aprile 2022. A segnalare l'accaduto erano stati alcuni automobilisti che avevano allertato i carabinieri. Immediate le indagini. Sul posto non erano presenti molte telecamere di videosorveglianza, così raccolte le bombolette spray vuote e gettate nel parcheggio, i militari dell'Arma hanno passato a setaccio tutti i negozi che le vendevano. Il cerchio si è subito stretto attorno ai due ragazzi e ripresi dalle telecamere dell'esercizio commerciale, entrati a mano vuote ed usciti con la borsetta e bombolette, le stesse utilizzate per il raid vandalico.